Siamo arrivati con la nostra vettura dedicata alla Mostra dei Vini di Collina 2021 alla Locanda al Sole. Io direi che è tutto pronto e quindi venite con me che entriamo. E siamo entrati, ci siamo accomodati al tavolo riservato per noi. Dico per noi perché sono in compagnia di Karen, la nostra preziosissima ormai sommelier che ci aiuterà questa sera a capire come abbinare perfettamente i vini della zona del Felettano con dei piatti che non sono proprio tipici di questa zona. Io vi dico, state con noi perché tra poco arrivano i piatti, arrivano gli abbinamenti e iniziamo la serata. Ed eccoci, è arrivato Giulio con i primi piatti, la prima portata. Ci dici brevemente di che cosa si tratta? Qui abbiamo un piccolo assaggio di frico, che è una nostra rappresentativa del territorio da dove veniamo noi, io e mio fratello Mario, che siamo friulani. Ed eccoci ancora nuovamente seduti al tavolo perché è arrivato questo entrée, questo frico, un assaggino del territorio friulano, e insieme a Karen vogliamo spendere due paroline sull'abbinamento del vino. Abbiamo pensato questa sera di cominciare ovviamente con un Prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene in una versione extra brut, si chiama Caris, dell'azienda De Ritz, una bollicina molto delicata e un Prosecco particolarmente secco, addirittura zero residuo zuccherino, che saprà sgrassare e pulire benissimo il palato con questa entrata assolutamente frizzante e davvero piena di sapori, di untuosità, di grasso, di ricchezza che è voluta rappresentare appunto dallo chef. Quindi buon appetito! Ed è ritornato Giulio a questo punto con l'antipasto qui alla Locanda al Sole. Ce lo racconti un po'? Sì, questa è una battuta di manzetta prussiana che nella nostra locanda è un must, dato che la manzetta prussiana non è una razza ma è una identificazione regionale della Polonia del Nord e l'hanno fatta i titolari dell'ambiente storici, i signori Pessot, e quindi ci sembra giusto far presente anche loro. Karen, è arrivato l'antipasto, questa tartarina di manzo prussiano con insalatina di asparagi. Come la abbiniamo? Allora, l'interpretazione della tartare è veramente sui generis, ogni chef la dà, ma il primo canone è quello di rispettare assolutamente le caratteristiche della carne e qui credo che sia stata presa questa scelta. Quindi noi a priori abbiamo deciso di lasciare un po' il mistero dell'abbinamento dandoci la possibilità di scegliere tra due vini, quindi tra il rosa e le rive di San Michele Extra Dry, sempre un Conegliano Valdobbiadene di OCG, e vedremo quale dei due saprà dare un migliore risalto a questa carne che ha un pochettino di asparagi che gli vogliono dare una nota stagionale. Quindi alla prossima per la scelta di questo abbinamento, e se voi a casa potete farlo, fatelo. Ben ritrovato Giulio! È arrivato il momento del primo piatto, questa volta abbiamo un piatto tipico della tradizione romana perché è una pasta alla gricia. Sì, esatto, questa è una pasta alla gricia, la matriciana romana, e ho voluto proporre questo qui perché lo porto io d'eredità, per prima gestivo un locale cucina tipica romana e ho voluto portare anche a Rua di Feletto i primi romani. Quindi questa sera abbiamo la gricia, poi troverete la matriciana, la carbonara, il cacio e pepe. È arrivato il nostro primo piatto, la gricia, un piatto tipico romano, e con Karen, la nostra sommelier, vogliamo capire come abbinare i nostri vini della serata.
Allora, ci siamo ritrovati nel piatto questa gricia che è particolarmente abbondante di pecorino, quindi questo spunto di formaggio è molto interessante, molto invadente, ma giustamente questa pasta deve essere ricca di questi spunti grassi e aromatici, quindi direi che nella scelta nell'abbinamento abbiamo di nuovo i nostri due vini, quindi il rosa e le rive di San Michele. Io scelgo le rive di San Michele extra dry, chissà poi gli altri commensali cosa sceglieranno e soprattutto cosa sceglierà anche il nostro Riccardo, giusto Riccardo? Assaggiamo e lo scopriamo insieme. Ed eccolo che ritorna Giulio con l'ultimo piatto, l'ultima portata. Siamo in questo caso al secondo piatto e abbiamo una tagliata classica, credo. Anzi no, ce la racconti meglio tu. Qui abbiamo una tagliata di picagna, che è la punta della sottofesa dell'animale, si trova nella parte posteriore della coscia, e ha una particolarità che ha 1 centimetro di copertina di grasso, che dà quel gusto, la croccantezza e un gusto strepitoso alla carne. La nostra particolarità è che tutti i nostri secondi, come la tagliata, vengono cotti con le braci di corbezzolo toscano, che accentua ancora di più il profumo della brace. Il languorino già c'è, il profumo è meraviglioso, andiamo a tavola. Andiamo. È il momento del secondo piatto, è arrivata la carne e in questo caso cambiamo vino, quindi non più vini bianchi ma abbiamo un rosso. Come vedi Riccardo, il nostro territorio sa anche regalarci questi splendidi vini rossi e qui già lo senti questo profumo un po' da affumicato, il legno che già permea la carne, che però ha un bellissimo strato di grasso, quindi serve sia una componente sgrassante che riesca a pulire bene la bocca, che tolga anche questo sentore di grasso, però contemporaneamente qualcosa che smorzi un pochettino anche questo sentore di affumicato. E quindi qui abbiamo una bella percezione anche della barrique, questi toni vanigliati, però contemporaneamente i nostri vini del territorio belli fruttati, che tengono quella nota di freschezza che aiuta a pulire le sensazioni del grasso che è ben presente in questo taglio. Siamo arrivati alla fine quindi delle nostre portate. Karen, assaggiamo. Mangiamo. Si è appena conclusa questa serata alla Locanda al Sole qui a San Pietro di Feletto, dove abbiamo scoperto dei piatti davvero interessanti, molto gustosi e degli abbinamenti di vino davvero davvero carini. Quindi ringraziamo anche le cantine che hanno portato e ci hanno fatto assaggiare questi vini, e quindi la cantina De Ritz e la cantina Sommariva. Non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima serata.